Ioanna Consejo, ospite d'onore di questa mostra internazionale dell'illustrazione per l'infanzia qui a Sarmede. Che cosa ci hai portato in questa mostra di te e soprattutto in che modo ci guidi attraverso le tue opere nel tuo mondo fantastico? Ho portato un po' di tutto, ci sono delle illustrazioni anche dei primi libri che ho fatto e anche questi più recenti. Anche ci sono qualche immagini che non sono state mai pubblicate perché non sono state fatte per i libri e qualche copertina, un po' di tutto. In che modo ti, tra virgolette, diciamo, condiziona il fatto di rivolgerti ai bambini, al mondo dell'infanzia? Bisogna in qualche modo cambiare le lenti di osservazione, tornare un po' bambini, oppure è un processo per te molto spontaneo e naturale al quale non pensi, diciamo, nel processo artistico? È molto semplice, in realtà non penso neanche a qualcuno in particolare, no? Non penso al bambino, non penso all'adulto, penso alle persone, che anche i bambini sono delle persone piccole ancora, no? Quindi non ho bisogno di mettere occhiali speciali, niente di speciale, semplicemente fare quello che so fare, no? Quello che ho bisogno di fare è disegnare, creare delle immagini. Io provo semplicemente a fare il mio lavoro nel modo migliore possibile. Ci sono tante e sempre quando posso disegnare le piante, anche se non c'entra con la storia, ci metto le piante, no? E ci sono anche gli animali, tutto questo mondo, diciamo, delle piante e degli animali, questo mondo secondo me è molto presente sempre nelle mie illustrazioni, sì, cioè, mi piace farlo, disegnarlo. Sono già più o meno 10 anni che io sono legata a questa città, piccola città di Sarmede, no? E ogni volta quando torno qui posso dire che mi sento un po' a casa, un po' come se fosse la mia famiglia, cioè, conosco quasi tutta la gente che sta lavorando per la fondazione, quindi sì, mi sono affezionata a Italia, a questo posto, cioè veramente speciale per me, anche l'italiano lo posso parlare oggi, anche se non è perfetto, ok? Grazie agli italiani che ho incontrato in tutti questi posti e che mi hanno permesso di aver questa occasione di imparare anche per comunicare meglio. Tra le tante tavole che hai portato qui a Sarmede ce n'è una in particolare dalla quale ci consigli di partire oppure, come nel mondo della fantasia, andiamo senza seguire alcun percorso obbligato? No, in realtà no, io non voglio mostrare che è solamente questa strada, dovete cominciare per questo, cioè, ognuno prende quello che va bene per lui. A me piace anche di non controllare tutto, di non sapere bene dove hanno trovato il mio lavoro, che libro hanno visto prima, che libro dopo, cioè, tutto questo è un po' una cosa per me un po' sorpresa, sempre ogni volta una cosa diversa.